Grazie. Piano piano lo togliete, piano piano. Piano. Ok, perfetto. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Dobbiamo fare così. Prego insieme, grazie. State più vicini, grazie. Un po' più avanti, colonnello. Fantastico. Ok, fatto. Volevo ringraziare in particolare i militari di questa caserma che ospita appunto la nostra stanza per la collaborazione messa in campo e per la loro soprattutto disponibilità, la concretezza e nel contribuire al raggiungimento di questo nostro obiettivo. In questa caserma, che è un presidio in un territorio difficile e complicato, abbiamo incontrato dei militari, uomini e donne preparati e fortemente motivati. Grazie per aver donato gli arredi che hanno permesso di creare una stanza tutta per sé a nome di tutte le donne, i bambini, le ragazze e i ragazzi che potranno affrontare un ambiente dedicato a temi così difficili. Grazie. Potete girarlo? Un attimo. Se notate i colori di Ikea sono i colori anche dei solotti. Le donne sperano sempre, dopo che c'è stato un litigio in famiglia, sperano sempre nel perdono, credono sempre che da parte dell'uomo ci possa essere un ravvedimento e quindi che non succeda mai più. E allora è fondamentale l'accoglienza. È fondamentale l'accoglienza da parte delle forze di polizia, carabinieri, finanza, polizia di Stato, polizia locale, dovunque una donna ha bisogno, trovarsi in un ambiente protetto, un ambiente caldo, un ambiente affettuoso, un ambiente dove non ci sia la burocrazia, dove non c'è l'ambiente freddo, burocrate che sta lì soltanto per prendere la denuncia in maniera e quindi la donna a quel punto pensa che sia una delle tante denunce, assolutamente no. C'è il personale del macello terra, il carabiniere donna, c'è il personale femminile qui con tutti i carabinieri della stazione. È stato veramente un lavoro di squadra, mi è stato detto familiare.